Dio, amém? Cantiamo l'inno del numero 14, così apriamo questo culto. È un inno abbastanza conosciuto, amém? E dopo passo la parola alla sorella Nemesis o a sorella Paula per cantare inno di lode. Allora la sorella Paula, così lei canta 4 inno di lode, amém? Lei conosce abbastanza inno del linario, amém? Cantiamo insieme il numero 14. Parla, parla, Signore, in quest'ora, che con cuore ti voglio ascoltare. Il tuo dire trasforma, ristora, rendi salvo e fa prosperare. Benedetto il tuo nome in eterno, che tu parla, che ascolta con cuore, di giustizia, di amore superno, di allegrezza, di pace e splendore. Parla, parla, Signor, che ti ascolto, con mio cuore, con tutta la fé, riguardando a glorioso tu volto, che risponde di amore su me. Benedetto il tuo nome in eterno, che tu parla, che ascolta con cuore, di giustizia, di amore superno, di allegrezza, di pace e splendore. Parla, parla, mio cuore, puoi dire, grandi cose benigno, Signore, io so pronto, disposto a obbedire la parola del grande tuo amore. Benedetto il suo nome in eterno, che tu parli a chi ascolta con cuore, di giustizia, di amore superno, di allegrezza, di pace e splendore. Alziamo, fratelli, per fare una preghiera per dare inizio al culto, amém? Prima di iniziare il culto, volevo dire che il pastore è andato a Pisa, perché lì è Santa Cena, quindi lui è andato lì, amém? E è da tanto che lui non andava lì, vero? Quindi è andato lui e la sua esposa, amém? Signor Dio, siamo qua in questa mattina. Parla, Signore, ai nostro cuore. Parla, Signore, quello che vogliamo ascoltare, le benedizioni che viene da te, oh Padre. I nostri cuori che sia aperto a sentire la tua parola, che possiamo, oh Padre, uscire di qua pieno del suo tanto spirito. Ti ringrazio, oh Padre. Amém. Sorella Paula. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Saluta la Chiesa con la pace del Signore. Amen, gloria a Dio. Devo lodare il Signore con cuore, con gioia di questa mattina, ringraziando il Signore per tutti. È il inno del numero 26. Viva Cristo, eterna minha riqueza, roupa, escudo, arca de salvezza, la sua luce mi conduce
a perfeita santità. Viva Cristo, rocca mia diletta, vera mana, verità perfetta. Son sicuro che contento Lui per sempre seguirò. Viva Cristo, la mia eterna sorte, mil tesori in vita e dopo morte, mi consola la parola santa e pura del suo amor. Viva Cristo, alto mia ricetto, dai fedeli onora benedetto, in suo bene mi sostenne, nelle lotte di qua giù. Viva Cristo, conduttor di santi, in cui vivono tutti quanti, li eletti, benedetti, dall'eterno suo Evangelho. Aleluia, viva Cristo, que vive. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Devo lodare il numero 508, se ne 508, se vedere. Glória a Dio. Aleluia, Signore. Sì, 508. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, che intorno a me diventa ombra, nella luce tua, Signor. Quando ho provato la via tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore. Eu riscopro la vera ragione perché eu vivo. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Da capo. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua bontà, qualche intorno a me diventa ombra, nella luce tua, Signor. Quando ho trovato la via tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore. Eu descopro la vera ragione perché eu vivo. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Alleluia. Glória a Dio. Andiamo a lodare il numero 507. É vaso novo. Fai de mim vaso novo. Aleluia, glória a Dio. Il Signore è il oleiro e nós siamo il vaso.
Glória a Deus. Ó Senhor, tu me salvaste, ó meu Senhor, dal mundo dove vivevo. Quale amor me cobriste com teu sangue, mi repriste della tua vita. Vita eterna tu mi hai dato, ó meu Senhor, alla croce quando moriste. Quale amor, quella croce su Calvario, dove tu desti la vita. Fai de mim um vaso novo, dove gli altri possano bere, bere la tua l'acqua viva, acqua che toglie la sete. Fai de mim um vaso novo, dove gli altri possano bere, bere la sull'acqua viva, acqua che toglie la sete. Da capo. Ó Senhor, tu me salvaste, ó meu Senhor, dal mundo dove vivevo. Quale amor me cobriste com teu sangue, mi riempriste della tua vita. Vita eterna tu mi hai dato, ó meu Senhor, alla croce quando moriste. Quale amor me cobriste com teu sangue, onde tu desti la vita. Fai de mim um vaso novo, dove gli altri possano bere, bere la sull'acqua vita, acqua che toglie la sete. Fai de mim um vaso novo, dove gli altri possano bere, bere la tua l'acqua viva, acqua che toglie la sete. Aleluia, glória a Dio. Como é bom estar nella presença del Signore. Glória a Dio. E o Senhor é bom em todo o tempo, Senhor. Em todo o tempo, o Senhor é bom. Andiamo a lodare il inno del libro, deixa eu vedere. Tutto a Cristo. Senhor é bom, glória a Dio, glória a Dio, glória a Dio, Senhor, glória. Benedito sia teu nome, Senhor. Aleluia, glória. Senhor, é amor. Tu sei, Senhor, é bom. Alleluia. Preghiamo questi giorni per la Indonesia, che succedeva un terremoto grande e tante le persone sono morte, altre sono ferite, altre una vera calamità. E questa notte, e grazie a Dio che siamo qui, vivere e adorando il Signore. Glória ao Senhor. Aleluia. E eu ho tante cose per ringraziare il Signore. E te? Tante cose per ringraziare il Signore, no? Alleluia. Vogliamo lodare qual è quello che ti piace? Mamma mia, amore mio. 102? È perché non c'ho l'occhiaio. Sempre dimenticato. 102? No. Ma andiamo a cantare. Tu che Dio di cielo mandò in terra per salvare l'uomo peccator, in lui che crederà vittoria sempre avrà e vita eterna in dono. Un dia nel cielo godrà, avanti eu vou, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore. Non più guarda questo mondo, avanti eu vou.
Nel cielo mi porterà, l'ammanto Gesù, ele de mio nemico in capo triterà, ao caro Redentor, fedele sarò, e só voglio seguirei, e solo com fervor, avante eu vou, per entrare nella gloria del Signor. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore. Não più guarda questo mondo, avante eu vou. La tromba suonerà del nostro Creator, comicerà gran festa dei santi del Signor. Dal cielo in verità Gesù ritornerà, l'aspetto com paciência, glorioso ele será. Avante eu vou, per entrare nella gloria del Signor. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore. Não più guarda questo mondo, avante eu vou. Presto e bom Salvador, com sé mi porterà, em cielo pegodere, l'eterna eredità. Abrama lo vedrò, Isaac incontrerò, insieme che Jacobe a trovo sarò. Avante eu vou, per entrare nella gloria del Signor. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore. Não più guarda questo mondo, avante eu vou. Aleluia, glória ao Senhor. Jesus ritornerá e está presto. Vediamo os sinais. Como se diz? Sinais? Como se diz sinais? Hã? Cenário. Sim, vediamo tudo questo che sta... Senhor, que sucede, tudo Senhor que sucede, tudo questo está na nossa Bíblia. E deve suceder porque a Bíblia é a verdade. E sabemos que o Senhor é vicino e que possamos estar fedeli ao Senhor, porque não sabemos a hora, o giorno que o Senhor virá. E possamos estar pronti per il ritorno do Senhor, perché possiamo guardare nostra fede, nostra fede che possiamo essere fedeli al Signore in tutta la nostra vita, con tutte le nostre cuore, obbedendo la parola del Signore, perché questo tempo vedremo sempre quello che Dio é permesso, em terremoto, e tsunami, e tanta coisa. E esses são os sinais. Como se diz? Sim, o que o Senhor está dizendo. Olha, estou retornando. Eu sou no vicino. Que possamos estar atentos per questi sinali. Amém? Que Deus benedica tutta la Chiesa. Grazie. Amém, fratelli? Gesù presto ritornerai, amém? Vediamo la confusione del mondo, come la sorella Paola è parlato appena ora, amém? Siamo pronti, fratelli, per vedere Cristo ritornare sulla nuvole? Io non voglio vedere, io voglio essere con Lui. Amém? Io voglio essere lì, insieme alla Nova Gerusalemme. Amém, fratelli? Io volevo lasciare un versículo alla Chiesa. Apriamo la nostra Bíblia em Mateus, capítulo 3, versículo 3. Questo versículo parla un po' daquela sorella Paola appena parlato. Chi è trovato dice amém.
Questo infatti è colui di cui parlò il profeta Isaia quando dice: vi è una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddirizzate i suoi sentieri. Amém? Prima di Gesù Cristo venire ao mundo, è inviato il profeta, possiamo dire, no? Como se chiamava lui? João Batista, amém? Giovanni Battista, amém? E lui è preparato i sentieri, lui è preparato il cammino per Gesù Cristo. E Gesù Cristo è tornato in cielo e ben presto tornerà. E noi hoje siamo de Giovanni Battista. Estamos preparando o povo per il ritorno di Gesù Cristo? Estamos preparando? Stiamo predicando la sua parola? In verità? Questa è la domanda che lascio per voi in questa mattina, amém? Prepariamo, fratelli, il cammino per il ritorno di Gesù Cristo. Lui è venuto come il Cordeiro, ma ora ritornerà come il leone. Stiamo preparati, fratelli? Stiamo preparati, fratelli? Predichiamo la sua parola, perché nessuna anima sia persa, amém? Volevo invitare la sorella Nemes per lei dare un testimone o lasciare una parola, amém? Pace a tutti. Il mio cuore batte forte, fratelli. Quando è perché il Signore ha parlato tante volte, come aveva detto già, che sta ritornando. Non c'è dubbio nessuno, noi sappiamo che Lui sta ritornando. E la questione è, come diceva il fratello, non si siamo pronti, non solo si siamo pronti per ricevere al nostro sposo, sino cosa stiamo facendo. Dio che cosa ci troverà facendo per Lui. Amen? Per questo voglio che possiamo leggere un versetto in Ezechiele. Ezechiele 22. Ezechiele 22:30 è un versetto molto conosciuto dalla Chiesa. Dice la parola: io ho cercato fra loro un uomo che costruisse un muro e stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese, perché io non lo distruggessi, ma non l'ho trovato. Alleluia, lasciamo lì. Il Signore stava parlando di cercare persone pronte, ma io credo che ancora il Signore sta parlando al nostro cuore di metterci pronti a essere in questa breccia. Ma che cosa era una breccia in quel tempo, fratelli? Dio stava parlando di una strategia militare, perché loro costruiscono delle mura per evitare che il nemico potrebbe entrare in qualsiasi momento, ma loro facevano un buco in qualsiasi, magari nel punto più debole di quel muro, e era quello una breccia.
quando l'esercito nemico entrava per quella breccia, doveva essere uno pronto, un coraggioso che si metteva come difensore di quel buco. Perché? Per non lasciare l'nemico entrare. E Dio stava parlando al suo popolo di una strategia militare. Ma noi sappiamo che le nostre mura spirituali ci sono dei tanti punti deboli. Sì o no, fratelli? Abbiamo dei punti deboli a casa nostra, con i figli, fuori al lavoro, per la strada, con la famiglia, fuori, quella famiglia lontana. Ci sono tanti punti deboli, ci sono delle brecce che abbiamo aperte. Allora sta dicendo il Signore, sto cercando uno che sia pronto per mettersi lì davanti a quella breccia per difendere quel punto debole. Perché? Perché io sto ritornando. Io non voglio ritornare e trovare l'nemico aperto in quella breccia che ha entrato nella breccia della tua casa, nella breccia dei tuoi figli, nella breccia della tua famiglia. Io voglio trovarti davanti a quella breccia. Io non voglio trovare quella breccia senza attenzione. Perché? Perché quando veniamo a vedere, quella breccia non è un piccolo buco, fratelli. È una porta già grande. Noi dobbiamo essere attenti. Dio ci sta parlando a essere pronti per difendere le nostre brecce aperte e per cercare il materiale giusto per chiudere, non solo per difendere, sino per chiudere quella breccia aperta. Perché non è che io devo avere quella breccia aperta, no, io devo essere pronto per mettere lì, per mettermi con tutto a difendere. Però io devo cercare il modo di chiudere. E non deve essere una cosa temporale. Io devo chiedere al Signore, Signore, dammi la saggezza per chiudere questa breccia di una forma permanente. Permanente. Se noi cerchiamo a Dio e dico, Signore, io sono qui pronto per lottare per la mia famiglia, per i miei figli, io sono pronto. O magari non sono pronto, però io so che tu mi farai essere forte. Dio quello che sta cercando è disponibilità per usare a ognuno di noi per essere pronti per difendere quella breccia, fratelli. Dio sta cercando dei uomini che eserzano il suo sacerdozio a casa. E sta cercando di quelle donne che sono colonna forte nella famiglia. E sta cercando a noi. Qui nel versetto abbiamo letto e dice, ho cercato e non ho trovato. Ma oggi io so che Dio sta trovando quelli coraggiosi che si mettono davanti a quella breccia a lottare. Siete uno di loro? In il nome di Gesù, alzati. Prendi coraggio nello spirito, perché Dio sta cercando di te. Alzati. Mettiti pronto. Non solo qui in chiesa, abbiamo parlato tanto nella veglia, è stata una veglia meravigliosa. Io non devo aspettare una veglia per cercare a Dio. Io devo essere pronto anche a casa per cercare a Dio. Perché? Perché quello che tu farai nello segreto, Dio ricompenserà in pubblico. E tu sarai pronto per fare la battaglia a quell'nemico che ti aspetta, perché l'nemico non sarà nel tuo segreto. E l'nemico proverà di vergognarti fuori, davanti agli altri. Ma noi dobbiamo essere pronti, fratelli. Perché non importa come l'nemico vuole venire da noi dobbiamo essere pronti.
dobbiamo cercare quel respaldo, quel rivestimento dello Spirito Santo per essere pronti. Io voglio ricordarci a ognuno di noi che Dio non ci lascia da soli. Possiamo andare a leggere il Salmo 128. C'è promessa per quello che cerca Dio, per quello che c'è un'intimità, per quello che teme a Dio. C'è promessa non solo per te, per la tua famiglia. Dice il Salmo 128, beato chiunque teme l'Eterno e cammina nelle sue vie. Allora mangerai della fatica delle tue mani, sarai felice e godrai prosperità. Tua moglie sarà come una vita fruttifera nell'intimità della tua casa. I tuoi figli come piante di ulivo intorno alla tua mensa. Ecco, così sarà benedetto l'uomo che teme l'Eterno. L'Eterno te benedica da Sion e possea tu vedere la prosperità di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Si possa tu vedere i figli dei tuoi figli, sia pace sopra Israele. Non è che tu farai un sacrificio e Dio non vedrà. Non è che tu lotterai e tu sarai stanco perché Dio non ricompenserà. Sappiamo che il Signore non rimane con niente che Lui possa benedire la nostra vita. Ma noi dobbiamo essere figli che siamo vicini a Lui, perché Lui possa aprire la finestra dei cieli e derramare tutte queste benedizioni sopra la nostra vita. Se tu non cerchi, se tu non sei uno che vuole essere pronto per lottare per la tua casa, se tu non vuoi essere uno che vuole sacrificare un poco della tua vita per Dio, allora non riceverai questo. Però se tu fai un piccolo sforzo per cercare a Dio, Dio ti benedirà grandemente, fratelli. Dio ci benedirà perché Lui ha tutto per noi. Potete leggere anche il versetto 54 di Isaia. Lì ho trovato tante promesse che Dio mi ha parlato. Farà le mie finestre di pietre preziose, la tua tenda non sarà scassa, le tue porte saranno di un metallo forte. E tante promesse che possiamo leggere e possiamo fare nostre per la nostra vita. Ma noi non dobbiamo essere solo dietro la promessa, dobbiamo cercare a Dio perché Lui ci ha amato prima di noi. Noi lo amiamo perché Lui ci ha amato prima. Amen. Questa è la parola che volevo lasciare. Che il Signore ci aiuti e faccia sempre pensare in che Dio sta cercando ognuno di noi. Pace a tutti. Amém, fratelli? C'è una sorella che visita. Qual è il nome di lei? Valdineia. Aldineia ou Valdineia? C'è la sorella Valdineia che visita noi oggi, con i figli, no? Come si chiama il bambino? Francesco. La bambina? Ah, non è la tua. La bambina di chi è? Come si chiama lei? Sofia. Amém. Como si dice, chiesa? Siete benvenuti in nome di Gesù e tornate sempre. Volevo dire che questa chiesa amate voi, amém? Tornate sempre. Siete a casa, amém? Questa è la casa di tutti noi. Fratelli, che c'è la promessa di Dio qua nella vita? Alzate le mani perché tutti noi ce l'abbiamo. Se non ce l'abbiamo una promessa qua, ce l'abbiamo la promessa in cielo. Amém? Tutti noi ce l'abbiamo una promessa.
E quelli che c'è là la promessa, come l'ha detto la sorella Nemesis, Dio cumprirà la promessa. Dio non è un uomo che minta. La sua parola è vita e verità. Quando lui ha detto che portava Mosè alla terra promessa, e lui non è andato in vita, dopo la sua morte, lui è tornato nel monte della trasfigurazione. Amen? Dio porta la promessa di lui. Non morirai, fratelli, senza vedere cumplire la promessa di Dio. Amen? Mosè, visto la terra promessa, è pisato nella terra promessa dopo la sua morte. E c'era lì Gesù, Elia, Pietro, Tiago, come si dice in italiano Tiago, no? Tiago e João. Amém? Non dimenticare, fratelli, della promessa di Dio, perché Lui è vita e verità. Sentiamo una parola con il fratello Jonathan. Amém? No? Allora, fratello Michel, porta un versetto alla chiesa. Amém? E dopo il fratello Michel, invito la sorella Paolo un'altra volta a cantare un inno di lode per fare la colletta della decima e delle offerte, così anche i bambini vengono davanti. Chi sarà la professoressa dei bambini oggi? La sorella Lupe sarà la professoressa, amém? Così quando la sorella Paola viene davanti, viene anche i bambini. Invito anche la sorella Nemes a fare una preghiera per i bambini, così diamo un proseguimento al culto, amém? Fratello Michel. Pace, buongiorno a tutti. Bueno, un po' per lasciare un pensiero, no, che sta parlando adesso. Si è ascoltato, no? Abbiamo ascoltato le promesse del Signore, no? E le promesse del Signore sono sì e amen. Lui è fedele, lui compie tutto quello che Lui ha promesso, no? Nella nostra vita. Noi possiamo vedere la sua mano nella nostra vita ogni giorno, perché per la sua grazia noi possiamo essere qua, noi possiamo essere al lavoro, noi possiamo fare tante cose, no? Ma noi in realtà, in ringraziamento al Signore, no? In gratitudine al Signore, non c'è nulla che noi possiamo fare per poter retribuire lo che Dio ha fatto per noi. Non c'è nulla, perché tutto ciò che noi abbiamo viene dalla mano del Signore, no? Noi capiamo che tutto quello che possiamo fare per il Signore è per grazia. Tutto quello che noi possiamo possedere, no? Avere, parlando di cose materiali e parlando dello primo e molto importante, le cose spirituali. Tutto quello proviene del Signore, no? Perché? Perché il Signore è fedele. Lui non dice bugie, Lui non dice menzogna, Lui non inganna nessuno. Ma noi, in ringraziamento per lo che il Signore ha fatto nella nostra vita, no? Non c'è un'opera grande che noi possiamo fare, no? Non c'è nessuna opera grandiosa e immensa che noi possiamo fare, perché molte volte noi sbagliamo, no? Molte volte noi non ubbidiamo la sua parola, e soprattutto di quello il Signore è fedele con la nostra vita, no?
il Signore rinnova le nostre forze per continuare. E quello è il Dio che noi abbiamo, no? È un Dio fedele che ci ama con un amore eterno che la nostra mente naturale non può capire, questo amore che il Signore ha fatto per noi, al dare a suo Figlio Gesù Cristo, no? E la Bibbia ci insegna che noi dobbiamo, lo che aún c'è della nostra vita, noi come cristiani che abbiamo accettato Gesù nel nostro cuore, dobbiamo servire al Signore fedelmente, come dice la sua parola, no? Perché si è parlato anche Lui tornerà. Non sappiamo la ora, non sappiamo la data, non sappiamo che in qualsiasi momento il Signore torna. E lo che diceva la sorella Nemesis, come ci troverai, Signore? Qual sarà la nostra posizione davanti del Signore? Che noi stiamo facendo in quel momento che il Signore venga? E questo è qualcosa che molte volte noi non pensiamo, perché noi molte volte pensiamo nel lavoro, in che devo guadagnare soldi, in che devo fare un mutuo, e che devo comprare una macchina, e che non sta male, che non è male. Però molte volte non pensiamo e le diamo il peso all'eternità, il futuro che viene davanti, no? È per quello che noi come che ci rilassiamo un po' e crediamo un affanno nella nostra vita. E quello si può riflettere, si può riflettere in nostra vita di preghiera, in nostra vita di lettura della parola, in nostra vita di congregarsi nella Chiesa. Perché? Perché il nostro cuore fa vedere la priorità che noi abbiamo. E noi sappiamo, vero? Noi sappiamo qual è la nostra priorità nella nostra vita, no? Quanto tempo passiamo in preghiera? Che è lo primo che io faccio quando mi alzo dal letto? O mi vita di preghiera è solo un passatempo? O la mia vita di preghiera è soltanto un hobby? O vengo a chiesa perché sono libero? O leggo la parola perché non c'è nulla da fare, no? Ma alziamo le mani e diciamo: Dio è grande, Dio è immenso, Dio è il tuttopotente, Dio mi ha riscattato. Ma la nostra vita personale, come diceva la sorella, com'è quando nessuno ci guarda? Che priorità noi abbiamo? Stiamo servendo al Signore fedelmente come un servo che teme al Signore? En la nostra privacidad della nostra casa, che facciamo? Come siamo nel nostro matrimonio? Come siamo nel lavoro? Come siamo dove ci troviamo? Perché qui tutti siamo cristiani, vero? Qui tutti siamo cristiani. Qui qualcuno che dice io non sono cristiano, pues no, come che fa qui? Qui tutti siamo cristiani, vero? Però come siamo a casa? Lì la nostra vita sta glorificando il Signore, stiamo servendo Dio lì nel nostro matrimonio, nel nostro lavoro, a scuola, in istituto, dove ci troviamo. Dio è glorificato, stiamo servendo il Signore fedelmente, il luogo dove siamo, no? Perché non sappiamo il momento, l'ora, il tempo che il Signore tornerà. Per una promessa che il Signore ci ha dato, no? Io solo voglio leggere una porzione della parola per finire, solo leggerò e finirò. Dice in Luca 12:32, no, in Luca 12:41.
Pietro dice, chi lo ha trovato bene, se non lo può ascoltare. Pietro dice, Signore, questa parola la dice per noi o anche per tutti? Il Signore rispose, chi è dunque l'amministratore fedele e prudente che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro porzione di vivere? 43 dice, beato quel servo che il padrone al suo arrivo troverà intento a far così. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo dice in suo cuore, il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i servi e le serve a mangiare, bere e ubriacarsi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa, e lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte degli infedeli. Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Ma colui che non l'ha conosciuto e ha fatto cose degne di percorse, ne riceverà poche. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Amém, fratelli? Dio ha dato tanto a noi, amém? E allora saremo coprati tanto, amém? Sorella Paula? Allora facciamo così come ha detto la sorella Paola, tutte donne venire a cantare qua davanti, così facciamo la colletta, amém? Tutte le donne, quelli che non sanno cantare impareranno oggi, amém? Tutte le donne per lodare il nome di Dio. Oggi le donne sono in maggioranza, amém, fratelli? Sentiamo le donne a lodare il nome di Dio. Alleluia, pace del Signore a tutti. Facciamo una preghiera per le offerte e anche per i bambini. Signore Dio, noi siamo grati a Te, Signore, per questa opportunità che il Signore ci dà di questa mattina di stare nella Tua casa, di lodarti. Signore, noi ringraziamo, Signore, per ora. Iniziamo a adorarti a Te, Signore, con le nostre offerte. E il Signore possa benedire la vita di ogni offertante, Signore, questa mattina. Il Signore possa supplire la necessità di quello, Signore, che ancora non ha un lavoro. E il Signore possa aprire la porta. E nel nome di Gesù Cristo, Signore, non venga a mancare nulla ai Tuoi figli. Nel nome di Gesù, Amen. Lodiamo il del numero 145. 145. 145. Grande sei tu. Alleluia. Glória a Dio. Deixa ela botar aí. Sim. Oh meu Senhor, allo che con rispetto El mi dice che fece in tu voler e lo esplendor desde le sento intorno el mundo inteiro que nare in tu poder un canto in cori nasce a te, Signor, grande sei
grande sei tu. Um canto em cor nasce até, Senhor. Grande sei tu, grande sei tu. Allo que vou vagando super monte e dele o c'è, eu sinto encinquettar e vendo giù di immensi prati verdi e duro cielo ascolto il murmurar un canto in cori nasce a te, Signor. Grande sei tu, grande sei tu. Un canto in cori nasce a te, Signor. Grande sei tu, grande sei tu. E nel pensar che il Salvador que em terra venha sofrer pelo homo pecador, que ele portou so Gogotá e mei mali e que morri per dar-me paz e amor. Um canto em cor e nasce a te, Senhor. Grande sei tu, grande sei tu. Um canto em cor e nasce a te, Senhor. Grande sei tu, grande sei tu. Quando Jesus ritornerà dal cielo e gioia pieno mi darà lassù. Mi posterò davanti a suo bel trono per proclamar, Senhor, grande sei tu. Um canto em cor e nasce a te, Senhor. Grande sei tu, grande sei tu. Um canto em cor e nasce a te, Senhor. Grande sei tu, grande sei tu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. I bambini tutto qua davanti che andranno ora in classe felice. Amém? Sorella Lupe e sorella Nemes. Nemes farà la preghiera per i bambini. Amém? Tutti i bambini qua davanti. Che ora è ora dei bambini imparare la parola di Dio alle loro lingue. Amém? Amém? Gloria a Dio. Signore, grazie. Grazie, Signore, per questi belli bambini che tu ci hai consegnato nelle nostre mani. Ringraziamo tanto per la loro vita, Signore. Ringraziamo perché possiamo vedere la tua opera fatta in loro, Signore. Così, Signore, ti chiediamo che sia tu, Signore, che apra l'orecchio di ognuno di questi bambini, Signore, per imparare la tua parola. Usa grandemente la mia sorella Lupe, Signore. Da quell'amore, quella grazia che solamente viene di te, Signore, per questi bambini. Nel nome di Gesù lo chiediamo tutto. Amen. Amém, fratelli? Volevo invitare il fratello Rick per predicare la parola,
ma prima voglio dire che questa settimana scorsa non sono stato io qua in chiesa perché io ero a Verona insieme a mio fratello, amen? Lì è stato un culto benedetto, la chiesa come sapete lì è piccolina, però Dio è lì in quel posto, amen? E io credo che nelle nostre preghiere questa chiesa crescerà e anche tutte le basi missionarie crescerà in nome di Gesù, perché siamo alberi piantati nel fiume e a loro stagione daremo frutto, amen? Daremo frutti, fratelli, amen? Io volevo dire che questa settimana il pastore è stato a casa mia e mi ha detto che andava a Pisa, mi ha detto te predicherai, ma io quando sono stato a Verona il mio fratello ha messo io predicare 2 volte lì, quindi se predico hoje sarà la terza di fila, quindi è da tanto che non vedo il mio fratello Rick predicare, amen? Quindi lo invito a predicare. Io ho preparato un messaggio per predicare ieri sera, ero già preparato, ma ho mandato un mensagino a lui, ho detto Rick, vieni domani in chiesa, perché pensava che lui andava a Pisa, no? Ma lui ha detto no, vengo a Firenze. Quindi ho aspettato che lui arrivasse per parlare con lui. Amém, fratello? Non è che non ce l'ho la parola, ce l'ho, ma voglio vedere lui predicare, amém? È perché è Dio che usa le persone, amém? Quindi anche lui c'era una parola di benedizione a questa chiesa, amém? Chi crede? Alza la mano e dice amém. Amém? La parola di Dio è viva e efficace, amém, fratelli? Stiamo attenti a sentire la parola di Dio attraverso di nostro fratello Rick. Rick? Amém, fratelli? Alziamo i piedi così lui farà una preghiera, perché Dio benedica la sua preghiera, amém? Amém, fratelli? Che Dio sia con te. Vai predicare, vai. Pace a tutti. Preghiamo. Sì. Preghiamo che il Signore mi possa usare stamattina, che tutto ciò che dirò sia prima ciò che devo vivere io. Perché Gesù diceva che chiunque avrà predicato o chiunque avrà insegnato queste cose e che non le avrà messo in pratica sarà chiamato piccolo nel regno dei cieli. Io non voglio essere chiamato piccolo nel regno del cielo. Io voglio, come noi tutti qui, essere nella gloria del Signore e ricevere tutte queste benedizioni. E soprattutto vorrei che il mio cuore sia nella parola, non nel quello che penso io, non nel quello che voglio io. Amen. Possiamo pregare che il Signore mi possa usare e che possa anche togliere ogni spirito di distrazione, che i nostri orecchi e i nostri cuori sia concentrato sulla parola, su ciò che il Signore vuole insegnarci stamattina. Signore, ti ringraziamo per l'opportunità che tu ci hai dato stamattina per essere qui, per ascoltare questa parola, Signore. È un'opportunità grandissima. Prima che tu tornassi, Signore, noi abbiamo questa opportunità di ascoltare e di sistemare quello che non va, Signore, affinché noi possiamo essere conformi alla tua parola, Signore. Che lo Spirito tuo stamattina ci aiuti a essere concentrato, e sto sgridando su ogni spirito di distrazione, cominciando da me stesso e dagli altri, affinché noi possiamo vivere, essere concentrato, affinché noi possiamo essere come questa parola, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Prima di cominciare vorrei ringraziare il diacono. Possiamo sederci? Prima di cominciare voglio ringraziare il diacono per l'opportunità che mi ha dato. Vorrei ringraziare anche il nostro pastore João Vitor, che non è qui, la sua famiglia, e vorrei ringraziare anche tutti gli anziani, le sorelle che servono nella casa del Signore, e voi tutti che siete qui. Amen. Allora leggiamo la parola del Signore. Possiamo alzarsi di nuovo come segno di rispetto, per favore, per leggere la parola del Signore. Leggiamo la parola del Signore nel libro di Giovanni 6, capitolo 48-51. Giovanni 6, capitolo 48, capitolo 48 a 51.
Leggiamo. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò per la vita del mondo è la mia carne. Amen. Leggiamo anche una seconda volta Esodo 16, capitolo 2 a 3. Esodo 16, capitolo 2 a 3. No, Esodo capitolo 16, versetto 2 a 3. Tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aarone nel deserto. I figli di Israele dissero loro: fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo pane a sazietà. Vi ci avete condotte in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame. Amen? Possiamo sederci. È sempre un peso e un'emozione di essere qui davanti a voi per predicare questa parola, perché è una grande responsabilità. E oggi vorrei parlare del pane di vita che è Gesù. Il titolo della mia predicazione, ho dovuto darlo un titolo affinché non potesse essere disperso. L'ho chiamato Gesù il pane di vita. Allora, io voglio in questa introduzione evidenziare il perché i figli di Israele, come lo sappiamo nel deserto, non hanno potuto vedere la gloria di Dio e sono morti. Perché i figli di Israele hanno mormorato. E cosa ci insegna tutto questo? Sul fatto di mormorare e perché il Signore ci conduce nel deserto. Perché a volte non sappiamo e lo ascoltiamo nelle diverse predicazioni che il deserto, il Signore stiamo vivendo un deserto, il Signore ci spinge a vivere il deserto. Ma perché? E per cominciare, quando studiavo questa parola, mi sono detto: perché il Signore ha condotto i figli di Israele nel deserto? Perché quando leggevo Genesi, vedevo che quando c'era questa fama in Egitto, a Canaan, anche dove era il padre di Mosè, sì, con i suoi fratelli, vediamo che i fratelli di Mosè venivano in Egitto per prendere da mangiare in Egitto. E il cammino che facevano loro era un cammino di 14 giorni. E sappiamo che questa terra promessa dove i figli di Israele dovevano andare è quella che era questo territorio di Canaan, dove era stabilito Giacobbe con i suoi figli. Quindi c'era un percorso che faceva 40 giorni. E potete vedere nelle scritture, quando Mosè sarà davanti ai suoi fratelli gli diranno di andare e di riportare il piccolo Benjamin. Se ne andrò e ritornerò. E vediamo che non hanno fatto 40 anni o 40 giorni come si doveva fare, hanno fatto 14 giorni. Potete studiare su questo. E io mi sono detto: ma perché il Signore non li ha spinto a prendere questo cammino? E quando leggevo Esodo, il Signore dice, quando loro stavano per entrare, per lasciare l'Egitto, il Signore ha detto: se io li faccio passare da questo cammino che di 14 giorni, perché in questo posto c'era la guerra, c'erano i Filistei che facevano la guerra, e il Signore ha detto: loro non sono ancora fiduciosi dentro di loro stesso, affinché li posso fare passare in questo cammino. Se io li faccio passare in questo cammino, sicuramente avranno paura e avranno bisogno di ritornare in Egitto. E vediamo che il Signore avevano ragione, perché davanti, quando hanno cominciato a incontrare le difficoltà, hanno cominciato a mormorare.
Ecco perché il Signore li ha condotto nel deserto. Ma questa è la ragione che noi leggiamo nella Bibbia in Esodo. Ma quando ho scavato un po' più profondo mi sono reso conto che il Signore non è soltanto questo. Una delle ragioni anche è che loro non conoscevano il Signore. Loro non conoscevano questo Dio dei loro padri. In Egitto sicuramente erano diventati comodi agli dei egiziani. E la prova di questo quando Mosè si incontra con Yahweh. Yahweh si presenta come io sono il Dio del tuo padre. Io sono, nella versione ebraica dice io sono Elohim. Elohim vuol dire io sono Dio. Ma questo non era sufficiente per Mosè. Perché in Egitto tutti i dei avevano il suo nome. Ecco perché Mosè chiederà a Yahweh qual è il tuo nome. Perché tu mi dici che tu sei il Dio dei miei padri. Sì, ho capito, ma io voglio sapere il tuo nome. E come Yahweh piena di sapienza, di saggezza, cosa risponderà a Mosè? Io sono. Lui non poteva dire io sono, non lo so, io sono... Lui non poteva dare un nome, perché dare un nome è mettere soltanto una responsabilità sola su di lui. Mi spiego. Voi vedrete quando studiate Esodo, vedete che c'era un Dio per la pioggia, c'era un Dio per, non lo so, per la ricchezza, c'era un Dio. E questi dei avevano ciascuno un nome. Allora, per Dio dare un nome, doveva dire che io sono soltanto il Dio, perché, vediamo un po', Gesù Cristo. Perché Dio si è rivelato in Gesù Cristo? Perché la missione era di salvare. Cristo vuol dire colui, Dio che salva. Quindi Dio si è rivelato in Gesù come colui che salva. E nel deserto si è rivelato come Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, colui che provvede. E tutte queste sono le forme in cui si è rivelato. Ma Dio non è soltanto colui che guarisce, non è soltanto colui che salva, è di più. Quindi lui non poteva dire che io sono colui che salva. Ha detto io sono. Io divento quello che divento per voi. Posso diventare Shammah, colui che è presente. Posso diventare Jireh, colui che prevede. Posso diventare Rapha, colui che guarisce. E il motivo, quando studiavo il motivo per il quale Dio ha condotto i figli di Israele nel deserto, è perché lui possa dimostrare a loro che io sono più di questi dei. Loro ce l'avevano 10 per fare alcune cose, ma io sono soltanto io, ma posso fare tutte queste cose a voi. Ecco perché li ha condotto nel deserto, affinché loro potessero sapere che lui non è soltanto colui che salva, no, non è soltanto colui che salva dagli egiziani, ma è colui che dà da mangiare, è colui che guarisce, è colui che ti condurrà nella terra promessa. E io studiavo un po' la mentalità dei figli di Israele. I figli di Israele, mentre che hanno passato 40 anni nel deserto, hanno sofferto molto. Hanno sofferto molto e è la condizione di tante persone che hanno vissuto nel peccato. Qui nella nostra, se facciamo come dicono i teologi, facciamo l'esegesi di quella parola, la portiamo alla nostra realtà, vediamo che noi, la nostra realtà, l'Egitto qui è il peccato. Noi eravamo in catena nel peccato. E Gesù ci ha fatto uscire di questo mondo. Ma Gesù non ci ha fatto uscire soltanto per... E a volte noi viviamo in questo deserto, no? Quando Gesù ci fa uscire dal peccato, Gesù ti conduce nel deserto per farci insegnare chi è Lui. E a volte in questo deserto noi anche mormoriamo. Noi anche come i figli di Israele, noi non vogliamo sapere chi è davvero Lui. Noi cerchiamo soltanto, Signore, io voglio la tua mano, voglio da mangiare, voglio tutto. Non cerchiamo davvero di conoscere questo Dio che ci ha fatto uscire dal peccato, dal mondo. Allora io mi sono detto, e non lo so se anche voi, sicuramente ci siamo detti, ma i figli di Israele sono cattivi, non sono... Ma sapete una cosa? Io penso che
è perché non sto giustificando questo, ma dobbiamo anche studiare il carattere, il perché. Non dobbiamo soltanto condannare, ma dobbiamo studiare cosa li ha spinto loro affinché potessero agire così, affinché noi possiamo tirare lezioni di questo. E io mentre leggevo ho visto che loro erano maltrattati e i cuori loro erano feriti, non avevano più speranza, non vivevano più mettendo, cioè non avevano più un piano per il futuro. E psicologicamente posso dire che avevano delle ferite nella loro anima. E ci sono tante persone che hanno ferite nelle loro anime e quando escono dalle catene del mondo non cercano il Signore. Perché, per esempio, vi prendo un esempio, un uomo che è stato maltrattato, che è stato, sebbene che viveva nel peccato, che è stato maltrattato, che è stato calunniato, e c'erano delle persone che erano ricchissime, che avevano dei soldi, gli dicevano tu sei niente, tu non puoi fare niente. E quando verrà da Gesù, quando conoscerà che c'è un Gesù che può dare da mangiare, che può dare la casa, cosa cercherà? Cercherà la salvezza, il regno dei cieli o cercherà da mangiare? Sicuramente cercherà da mangiare, perché c'è qualcosa nella sua anima che gli sta facendo cioè che dimostra che è basso, è una persona che, cioè, per lui non c'è una ferita. E io sono sicuro che stamattina, se tu sei in questo caso, il Signore ci vuole guarire. Amen. E questo è il contesto. E l'obiettivo per il quale il Signore ha condotto i figli di Israele nel deserto. Allora, per provare che questo che sto dicendo è biblico, prima di scavare ancora di più, vediamo la storia di Giacobbe. Leggiamo Genesi 28, versetto 20 a 22. Genesi 28, versetto 20 a 22. Giacobbe fece un voto, dicendo: se Dio è con me, se mi protegge durante questo viaggio che sto facendo, se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Amen. Questo è il contesto di Giacobbe. Cosa succede? Giacobbe sta fuggendo il suo fratello e arriva a un luogo che si chiama Betel. Incontra il Signore in sogno e il Signore gli sta parlando. Il Signore si rivela a lui, sta dicendo a lui: io sono il Dio dei tuoi padri. Sono il Dio di Abramo, di Isacco il tuo padre. Ti voglio fare del bene. Ma come se lui non conosce questo Dio? Cosa dice il Signore? Se tu mi dia da mangiare, se tu mi dia da vestirmi, se tu mi dia queste cose, allora tu sarai il mio Dio. E sapete perché? È quello che dicevo, l'anima. Perché se studiamo la storia di Giacobbe, Giacobbe era nato di un padre che non lo amava tanto. La sua madre lo amava, ma il suo padre non lo amava. Il suo padre amava anzi Esaù, che era un cacciatore, che portava la carne a casa. E Giacobbe, lui era un uomo che si sedeva così, si incrociava le mani. E il suo padre non lo amava. E per mostrare al suo padre che era un uomo, che poteva anche fare qualcosa, per guadagnare l'amore del suo padre, era costretto a volere, cioè a fare queste cose di prendere il primogenito del suo fratello, di usare questa forma di, come posso parlare, di malvagio, cioè di questa malvagità. Perché aveva bisogno di dimostrare al suo padre che perché tu mi ami, mi devi amare. Ecco perché quando incontra il Signore non sta chiedendo al Signore queste cose: Signore, io voglio che tu possa essere il mio Dio come Isacco. No, dammi da mangiare. Perché Giacobbe era incapace di portare a mangiare a casa. Era questo genere di figlio che era sempre davanti alla mamma finché la mamma facesse tutto. Dammi da mangiare.
E noi dobbiamo capire questo. E vi prego, fratelli e sorelle, mentre sto parlando c'è una parola che sta venendo nel mio cuore. Amiamo i nostri figli. Io non ho un figlio, ma voi che avete i vostri figli, amate i vostri figli, tutti quanti sono, amate, date loro amore, perché le ferite dell'anima non è soltanto il diavolo come noi lo sappiamo, il diavolo ha fatto, no, è anche questa, quando siamo respinti, quando siamo considerati come niente, questo ti spinge a non conoscere il Dio che dà tutto, ma a volte è ancora peggio, andare nel mondo per cercare l'amore di quelli che noi pensiamo che ci possano amare. Amen? E questa è la ragione. E vediamo lo stesso Giacobbe, dopo che lui ebbe passato tutta questa, io ho chiamato questo, quando studiavo questo mi sono reso conto che anche Giacobbe è stato spinto nel deserto. La casa di Laban è stato il deserto di Giacobbe, perché ha sofferto molto lì. Ha sofferto, ma Dio voleva forgere in lui un carattere. E vediamo quando lui è uscito dalla casa di Laban, è arrivato a un luogo che è chiamato Peniel. Questo luogo ha incontrato Dio. E questa volta non chiede a Dio, dammi da mangiare. Cosa dice a Dio? Non ti lascerò andare finché tu mi benedissi. Aveva capito che nonostante tutta la ricchezza che aveva accumulato lui nella casa di Laban, non valeva più della gloria di Dio. E io ti voglio dire qualcosa. Tutto ciò che sta cercando nel mondo è come la manna. Non durerà, ma c'è di più. C'è la gloria di Dio. E Giacobbe aveva capito questo. E quando lui ha capito questo, ha lottato con quest'angelo. E questo l'angelo cosa l'ha fatto? Questo angelo l'ha colpito. E da questo momento lui non era più Giacobbe, è diventato Israele. E cosa ha detto lui? Ha detto, il Signore ha salvato la mia anima. Fratelli, quello che salva l'anima, sappiamo, vi dico una cosa. Quando siamo nati di nuovo, non è l'anima che è salvato. L'anima è salvato sicuramente, ma è il nostro spirito che è nato di nuovo. La nostra anima è ancora in condizione, perché per coloro che andavano in discoteca, per coloro che ascoltavano la musica, diciamo, mondana, queste parole di queste musiche sono ancora nei nostri cuori. Ecco perché il Signore ci conduce nel deserto per farci capire che queste cose non vanno bene. La persona che tu eri ieri non è la stessa persona che tu sei adesso, perché stai per crescere. E a volte noi cresciamo nel deserto. Non è che il Signore ci vuole del male, ma il Signore ci vuole fare crescere. Affinché noi possiamo non più diventare Giacobbe, che rubava, che avevano questa saggezza del mondo, ma affinché noi possiamo diventare Israele. Una benedizione per le nostre famiglie, una benedizione per tutta la terra. Ecco perché il Signore ci conduce nel deserto. Io non amo il deserto, ma voglio il deserto, perché il Signore possa distruggere ciò che non gli piace. Fratelli, a volte noi diciamo al Signore, Signore ti amo, Signore ti voglio bene, Signore Signore sai, io do la decima, Signore io ti... No, il Signore non vuole che non sto dicendo che non è bene, ma il Signore non vuole prima che noi possiamo dire a Lui queste parole, perché Lui lo sa già che è grande, sa già che è forte, sa già che è potente. Anche se tu non gli dai la decima, sarà un altro che gli darà la decima, ma il Signore vuole che tu possa diventare come Lui. Il Signore vuole che tu possa prendere le tue parole, metterle da parte e darci te stesso in sacrificio. Il Signore non vuole le tue parole, non vuole le tue lacrime quando piangi, Signore io ti amo, guarda come sto piangendo. E a volte noi confondiamo il lavoro dello Spirito Santo con le emozioni. Contiamo una bellissima canzone e noi ci mettiamo a piangere, Signore oh io ti sento, oh Dio di amore. E pensiamo che questo è lo Spirito che sta lavorando, no, è l'emozione. Quando lo Spirito lavora, lo Spirito ci fa lavorare non soltanto qui in chiesa, ma anche fuori. Tu devi somigliare al Signore anche fuori, non soltanto in chiesa. Questo diventa l'emozione. Io sento la gloria del Signore, io sento la gloria, io comincio a parlare. No, questo è l'emozione. Un giorno il Signore mi insegnava, il Signore mi diceva, sai,
Ci sono tante persone che quando vengono in chiesa piangono, non piangono perché sentono la gloria del Signore, ma piangono perché sentono la gioia della musica, sentono la gioia di essere con i fratelli, ma quando escono si sentono da solo. Perché? Perché non hanno ancora vissuto una vera relazione con lo Spirito. Apro una parentesi. Io studiavo sulla preghiera, un giorno magari mi sarà dato l'opportunità di predicare su questo. Io studiavo sulla preghiera intensa, perché noi dobbiamo pregare intensamente. E io mi sono reso conto che la preghiera non è prima il fatto di mettersi in ginocchio per pregare, no. La preghiera è il desiderio profondo del Signore. Perché quando leggiamo la Bibbia vediamo che il primo uomo in ebraico, il primo momento in cui la preghiera è stato menzionato è quando c'era un uomo che si chiamava Enosh, e la Bibbia dice che in Genesi dice che questo Enosh aveva cominciato ad invocare Dio, e la preghiera è il fatto di invocare Dio, non è il fatto prima di mettersi in ginocchio. Ecco perché quando Paolo dice pregate senza fine, non è il fatto di essere tutta la giornata pregando, no, è lo stato del tuo cuore che sta dicendo Signore, ad ogni secondo io ho bisogno di te. E io vi dico, ci sono tanti cristiani che non ascoltano la voce del Signore. Perché? Perché pensano che la voce del Signore si trova qui in chiesa, mentre che sto predicavo, allora che il Signore ci parla ad ogni secondo. Il Signore ci vuole parlare. Il problema con noi pensiamo che la preghiera è un momento che noi dobbiamo dire tante cose al Signore. Signore, ti dico. Ma io vi dico, il Signore ha tante cose da dire a noi che noi abbiamo a dire a Lui. Perché Lui conosce il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro. Quindi ha tante cose a insegnarci che noi abbiamo a dire a Lui. Quindi la mentalità o l'atteggiamento che noi dobbiamo avere se vogliamo rispettare questo versetto, pregate senza fine, è avere un cuore che è aperto, dire Signore parlami, ad ogni secondo Signore parlami, e lo Spirito ci parla ad ogni secondo, ma noi non conosciamo la voce. Gesù diceva le mie pecore ascoltano la mia voce e la conoscono. Dobbiamo prima sentire la voce del Signore, dobbiamo prima cercare la voce del Signore. E i figli di Israele non cercavano la voce del Signore, cercavano la mano del Signore. E ci sono tante persone qui che non vogliono la voce del Signore, ma cercano la mano del Signore. Cercano, Signore, io voglio che tu mi possa dare questo. Fanno un'ora di preghiera, Signore, tutto, Signore, voglio questo, il matrimonio, i figli, tutto, la casa, il lavoro. Ma tu sai la volontà del Signore per il tuo lavoro? Non lo sai. A che momento ascolti il Signore? A che momenti ascolti il Signore? E ci sono tante persone che digiunano. Signore, io sto digiunando per la mia famiglia. Io sto dicendo che non è male, ma fratelli, sorelle, dobbiamo digiunare prima per il nostro cuore, affinché il nostro cuore diventa come quello di Gesù. Perché se il nostro cuore non è simile a quello di Gesù, allora non potremo mai somigliare a Gesù, e noi chiederemo tante cose senza sapere la volontà di Dio, e questa farà fatica a vedere che Dio non sta per esaudire, perché noi non siamo nella volontà di Dio, stiamo cercando la nostra volontà e diciamo Signore, sicuramente non ti mi hai ascoltato, allora faccio un altro 30 giorni di digiuno. Signore, no, il Signore vuole che noi possiamo cercare la sua presenza, la sua faccia. Fratelli, sorelle, le persone dicono che Mosè non ha visto la terra promessa, ma io vi dico che Mosè ha visto più della terra promessa, perché lui diceva al Signore, io non cerco la terra promessa, fammi vedere la tua gloria, diceva al Signore. Fammi vedere la tua gloria, perché mentre a quell'epoca Dio annunciava ai figli di Israele, io vi darò questo paese. Mosè lui non cercava il paese, Mosè cercava la gloria di Dio, perché sapeva che c'è più di questo, c'era la gloria di Dio, perché la gloria di Dio trasforma. I figli di Israele hanno cercato dall'inizio fino alla fine e sono morti nel deserto. Perché? Perché cercavano la manna. Fratelli, la manna uccide. Amen. La manna uccide.
Leggiamo Deuteronomio 8, capitolo 2, versetto 3, per capire bene quello che sto per dire. Deuteronomio 8, capitolo 2. No, Deuteronomio capitolo 8, versetto 2 a 3. Leggiamo. Ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o noi i nostri comandamenti. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Amen. Qui voglio aprire una parentesi. Abbiamo letto all'inizio il passaggio dove Gesù, quando nel libro di Giovanni, Gesù, dopo che lui ha fatto questo miracolo di trasformare, di nutrire 5.000 uomini, sta andando e c'è una folla che gli sta seguendo addosso, che gli sta seguendo dietro, scusatemi, e dice a questa folla: perché mi seguite? E loro dicono: no, noi non ti stiamo per seguire. E lui dice: no, voi mi seguite perché avete fame. E ci sono tante persone che seguono il Signore perché hanno fame, non seguono il Signore per la gloria, la sua gloria, non seguono il Signore per servire. Fratelli, scusatemi, quanti siamo in questa chiesa? E quanti sono che servono? Devo aprire queste, anche se voi non amerete questo io che sto dicendo, ma quanti siamo in questa chiesa? Quanti sono coloro che servono? E quanti sono coloro che vengono soltanto la domenica e dicono: il Signore tornerà e mi prenderà? No, il Signore vuole che anche tu possa servire. Anche se non voi siete d'accordo con me, io sto predicando la parola del Signore. Il Signore vuole che noi possiamo servire. E ci sono delle persone come seguivano Gesù: noi vogliamo te. Gesù dice: no, voi mi seguite perché volete che io vi do da mangiare. Ma io vi dico, in realtà, i vostri padri nel deserto hanno mangiato la manna, ma sono morti. Ma io sono il pane di vita. Chiunque mi mangerà non avrà più sete e non avrà più... Chiunque berrà il mio sangue e mangerà la mia carne non avrà più sete e non avrà più fame. Mangiare la carne del Signore e bere il suo sangue è somigliarsi a Lui. C'è un versetto, Marco 10, capitolo 45, dice che il figlio dell'uomo non è venuto per servire a se stesso, ma per servire agli altri. E Dio ci invita a essere come il figlio dell'uomo, a servire noi a noi stessi, ma a servire agli altri. E servire agli altri comincia anche qui in chiesa. Servire agli altri, perché quando veniamo la domenica ci sediamo qui e torniamo a casa e diciamo: il Signore tornerà, e la domenica noi preghiamo per le nostre cose, preghiamo per la nostra famiglia. Cosa facciamo? Serviamo a noi stessi. Serviamo a noi stessi. E per servire, sapete, il Signore mi ha insegnato una cosa: è un grande errore cercare di servire a Dio. Io sto venendo. Ascoltate bene, è un grande errore cercare di servire a Dio, perché colui che cerca di servire a Dio finisce come i farisei, finisce per servirsi se stesso. Perché Dio, Gesù Cristo, non è venuto per servire il Padre, ma è venuto per servire agli altri. Quindi chi vuole servire a Dio non deve cercare di servire a Dio, ma devi cercare di servire agli altri. Perché chiunque che farete, Gesù diceva: tutto ciò che farete per queste piccole l'avete fatto a me. Dobbiamo cercare di servire agli altri. Dobbiamo cercare di servire agli altri. E sapete, io sto per finire questa parabola dei talenti. Dio ci ha dato i talenti. Un giorno pregavo con una sorella e questa sorella aveva avuto una visione, diceva: c'erano tante persone che hanno buttato i loro talenti nella spazzatura. Dio ci ha dato dei talenti affinché noi possiamo servire a Lui.
Dio non ci ha soltanto salvato perché noi possiamo aspettare che Lui potesse ritornare, perché Dio ci vuole usare anche noi affinché noi possiamo salvare gli altri. Dio ci ha dato tanti talenti affinché noi non possiamo servire Lui soltanto qui in chiesa, ma anche dappertutto, facendo l'evangelizzazione, facendo tutto questo. Dio ci ha dato le capacità affinché noi possiamo aiutare gli altri. E la volontà di Dio non è che tu sia ricco, non è che tu sia... Questo è la volontà permissiva del Signore. Il Signore ci vuole tutti ricchi, il Signore ci vuole tutti, ma la sua prima volontà è che tutti siano salvati. E affinché tutti siano salvati noi dobbiamo lavorare in questa chiesa, non dobbiamo lavorare non per rimanere qui in questa chiesa, ma per fare in modo tale che le anime possano essere guadagnate nell'evangelizzazione. Quanti vengono quando facciamo l'evangelizzazione? Quanti vengono? Fratelli, io vi dico, io non sono qui per essere, perché voi siete d'accordo con me, io dico quelle che è la parola. Quanti vengono all'evangelizzazione? Quanti vengono? Sì, è vero, noi tutti non abbiamo il tempo, ma possiamo organizzarci. Magari tu fai l'evangelizzazione non lo so, al luogo di lavoro, magari tu lo fai. Ma non è a caso che il Signore ha preso 12 discepoli per mandarli in missione. Perché l'evangelizzazione del gruppo canta anche, è molto potente. Non è a caso che il Signore ha detto ai discepoli: andate nella stalla di sopra, aspettate lo Spirito. Poteva dire a loro, tu Paolo e tu Pietro vai nella tua camera, Giovanni vai nella tua camera, aspettate. No, ha detto radunatevi, aspettate lo Spirito. Dobbiamo radunarci. Lo Spirito è già lì, ma lo Spirito ci vuole usare. Vieni a servire, fratelli. Venite a servire, fratelli, venite a servire, sorelle, affinché lo stesso Dio che ha parlato per Paolo dice: mettetemi Barnaba e Paolo per l'opera che li ho chiamato da fare. Dio ti ha dato un talento. Cosa fai di questo? Cosa stai facendo di questo talento? Lo sta nascondendo come questo servo che aspettava, ha nascosto e ha detto: io sto aspettando che il mio maestro venga. No. A quelli che il Signore ha dato di più, a quelli che hanno poco, che non fanno, saranno anche tolto. A coloro che il Signore ha dato di più, che moltiplicano, saranno anche dati tanti. Amen. Non siete arrabbiati contro di me. Posso continuare? Possiamo applaudire il Signore? Non io, il Signore. Allora siamo per finire. Io finisco con il modello perfetto. Gesù. Gesù è andato nel deserto. E questo è forte. Non è Gesù, è lui stesso che è andato nel deserto. La Bibbia dice che Gesù, pieno dello Spirito, è stato spinto nel deserto per essere tentato nel diavolo. Fratello, vi dico una cosa: se noi non siamo pieni dello Spirito, noi non ameremo andare nel deserto, perché noi non capiremo l'importanza del deserto. Gesù è dovuto essere pieno dello Spirito per andare nel deserto, perché sapeva con lo Spirito potesse vincere tutti gli attacchi del nemico. Sapete perché noi non amiamo il deserto anche quando noi attraversiamo il deserto? Perché noi non siamo pieni dello Spirito, perché siamo pieni di carne. Diciamo: io non voglio soffrire, io voglio vivere tranquillo. No, la sofferenza fa parte di quello che ci fa somigliare a Dio, perché noi diventiamo umili, perché noi ci rendiamo conto che io sono niente davanti al Signore, io non posso fare niente senza di te, Signore. Ho capito, Signore. Ma a volte noi non vogliamo il deserto, vogliamo tutto tranquillo, essere... No, la vita cristiana non è... Io vi dico, la vita cristiana non è questo. Gesù ha detto che chiunque lascerà il suo padre e la sua madre avrà ricchezza, avrà tutte queste cose, ma avrà anche persecuzione. Sì, dobbiamo prendere la nostra croce. E Gesù, pieno dello Spirito, è stato portato nel deserto e è stato tentato. E guardate la prima tentazione del diavolo. Il diavolo gli dice: se tu sei il figlio di Dio, trasforma queste pietre in pane. La prima tentazione del diavolo è il cibo. Fratello, vi dico, se noi vogliamo lottare in questo mondo spirituale, dobbiamo sapere privarti del cibo, dobbiamo digiunare. Amen.
dobbiamo digiunare. Fratello, vi dico, se c'è una cosa che il diavolo sta facendo per uccidere nella vita di tanti cristiani, è il digiuno. Il diavolo ti può lasciare pregare, il diavolo ti può lasciare cantare qui in chiesa, ma il digiuno, mamma mia, questo. Non ci sto parlando di questo digiuno che fai. Io non sto per dire che, no, io sto dicendo, va bene, lascio questo. Digiunare. E come Dio risponde al diavolo? Dio risponde al diavolo dicendo, il versetto che noi abbiamo letto, che Dio ha detto, l'uomo non si nutrirà soltanto dal pane, ma di ogni parola che esce nella bocca del Signore. La seconda cosa è conoscere la parola. Perché la battaglia nel mondo spirituale non è come lo vediamo nei film, il diavolo fa uscire la spada e comincia. No, è una battaglia di parola. Parola contro parola. Quello che conosci della parola è quello che farà di te vincitore nella battaglia contro lo spirito, perché nella battaglia contro il maligno, perché se tu non conosci la parola non potrai lottare nel deserto, perché nel deserto ci sono delle tentazioni. Stai attraversando un deserto, hanno fatto una proposizione, vieni a lavorare in questa ditta dove rubano i soldi dello Stato, e tu dici, sto soffrendo morto. No, ma se tu conosci la parola dice, non devi disobbedire al Signore il tuo Dio. Chiunque mi ama devi seguire i miei comandamenti, e nei comandamenti del Signore dice non rubare. Non rubare. Questo è la parola. Quindi se tu non conosci la parola, non ce la farà nel deserto. E guardate la strategia del diavolo. Quando ha capito che il Signore Gesù sta usando la parola, prende anche lui la parola per dire è quella che una cosa molto, sai, il diavolo, fratelli, non dobbiamo mentirci a noi stessi. Il diavolo è potente. Il diavolo ha perso la gloria, ma non ha perso la potenza, perché tutti hanno peccati e sono privati della gloria del Signore. Ma il diavolo non ha perso la potenza. Guardate come fa. Prende il figlio di Dio, lo fa trasportare sul pinocolo del Tempio. Quale audace? Quale audacità? Come si può fare? Il figlio di Dio. E gli dice, se tu sei il figlio di Dio, buttati. Non ha detto il Signore che Lui ti manderà i Suoi angeli affinché... Ma se voi leggete questo, vedrete che non dice il diavolo che ti porterà nel tutte le tue via, si dice, nelle tue vie. Ha tolto questa parte, leggete, meditate, vedrete che ha tolto questa parte delle vie. Ha detto che Dio manderà i Suoi angeli per portarti. Ma questa è la strategia del diavolo. Prende la parola, fa un trucco, lo macchia di trucco e ti fa pensare che questa è la parola. Ma se tu non hai conoscenza della parola, se tu non leggi la tua Bibbia, non potrai capire che questo è un trucco. Perché la vera parola nel Salmo 91 dice che ti porterà nel tutte le tue vie. E questo non era la via che Gesù doveva seguire, perché la via di Gesù era di aspettare fino al momento che il pane doveva scendere dagli angeli. Quindi vedete la strategia del diavolo? Fratello, se tu non conosci la parola di Dio, non capirai i trucchi del diavolo e penserai che stai per perdere la battaglia. Sai, noi ci rendiamo conto che c'è una battaglia al momento in cui noi cominciamo a vedere tutto intorno a noi distruggendo, mentre che la battaglia comincia prima. E ci mettiamo a dire, nel nome di Gesù, ma il diavolo aveva già messo un sistema che anche se tu dici in nome di Gesù, siccome la tua mentalità non conosce per bene la parola di Dio, sa che domani ancora caderà. Perché sa, il diavolo usa la parola del Signore, perché la parola del Signore è la legge del Signore. Quindi usa la parola del Signore per farci cadere in tentazione affinché Egli ci possa accusare. Perché si chiama l'accusatore dei nostri fratelli. Guarda il tuo figlio cosa ha fatto. Ha disobbedito la tua parola. È quello che ha fatto con Eve. Ha detto, Dio ha detto davvero. Ha fatto dubitare, Dio ha detto davvero. Ha fatto dubitare la parola che Dio aveva detto. Perché Eve non conosceva per bene la parola di Dio. Dio ha detto. È questo che il Signore fa. Noi quando non conosciamo per bene la parola ci fa dubitare.
E Dio, Gesù, scusatemi, nel deserto ha aspettato, ha vinto tutta la tentazione del diavolo e alla fine il pane è venuto dal cielo, è arrivato, non la manna. Gesù non ha mormorato nel deserto. Noi a volte mormoriamo nel deserto e Dio ci dà la manna. E questa manna non dura nel tempo. Cos'è la manna? Finisco qui. La manna è questa benedizione per causa dei tuoi mormorazioni che il Signore ti dà, ma che non dura. Stai attraversando il deserto, stai dicendo: Signore, perché tu non mi dai il lavoro? Stai mormorando. Il Signore ti dà questo lavoro e questo lavoro diventa un peso per te. E questo la manna, una benedizione che non dura. Ma la benedizione, dice il salmista, la benedizione del Signore non è accompagnato dei dolori, non è accompagnato di persecuzioni. La benedizione del Signore dura per sempre. Fratelli, stamattina il Signore ci sta parlando. Dobbiamo essere, è difficile, vi dico la verità, è difficile essere nel deserto, è difficile aspettare il tempo di Dio, è difficile, ma sai, c'è una cosa che ci aiuta. Dove i figli di Israele hanno fallito, loro non avevano lo Spirito sopra di loro, che era come una nuvola. Ma noi abbiamo lo Spirito dentro di noi e dobbiamo essere pieni dello Spirito per resistere la tempesta, affinché noi possiamo essere come il Signore. Perché il Signore non vuole le nostre parole, non vuole la nostra presenza qui la domenica. Sai, ci sono anche alcuni cristiani che dicono: oh, io ogni domenica vado in chiesa. No, il Signore non vuole la tua domenica, la tua presenza la domenica. Il Signore vuole il tuo cuore, che tu sia un sacrificio, come un profumo che si alza, che fa la gloria del Signore. Sapete, nel tabernacolo di Mosè c'era questo luogo dove veniva ucciso l'agnello, ma c'era anche questo luogo dove veniva bruciare i profumi per la gloria del Signore. E l'agnello ha già fatto il sacrificio, allora noi saremo i profumi che si alza verso il naso del nostro Signore e che fa la sua gloria. E quando ci vedranno il mondo, vedranno davvero che Dio esiste. E non sarà sempre la tua parola a convincere coloro che sono accanto a te, ma sarà anche il tuo atteggiamento, sarà anche la tua maniera in cui sei dedicato, perché Paolo diceva: le sofferenze di questo tempo attuale non sono paragonabili alla gloria che noi vivremo nel cielo. E noi dobbiamo preparare. La Chiesa non è ancora pronta per il ritorno del Signore, perché la messa è grande, ma pochi sono gli operai. Il Signore ti chiama a lavorare nella messa del Signore, a non cercare la manna, ma a cercare la sua gloria, che la sua gloria possa risplendersi in questa città. Quanti sono le persone che intercedono? La sorella ha detto che dobbiamo essere come queste persone sui muri, che vegliano, una sentinella, che vedi il pericolo. In questo tempo che noi viviamo, ci sono ancora delle persone che intercedono? Quanti intercedono per il risveglio spirituale in quest'Italia? Le persone preferiscono pregare per le macchine, per la casa. Quanti sono quelli che intercedono ancora per il risveglio spirituale? Fratello, quando esci qui, queste persone che sono che bevono le birre qui, questo non ti fa male? Vedere che tu sei salvato, altri sono fuori? Questo non ti... Come il tuo cuore è diventato così duro? Fratelli, cerchiamo la gloria di Dio. È vero che noi magari non abbiamo ancora il coraggio di uscire, di evangelizzare, ma lo Spirito ci può dare questo coraggio. Paolo diceva che noi, che l'abbiamo visto, siamo come, l'abbiamo visto come nello specchio, siamo stati trasformati nella stessa immagine di gloria. Se contempliamo la gloria di Dio, cercandoli, la sua gloria ci fa trasformare nello stesso immagine di Lui. Ho finito qui, preghiamo. Vorrei non soltanto lasciare questa parola, ma vorrei che questa parola diventa la nostra vita. Alziamoci e preghiamo. Dove abbiamo fallito, diciamo al Signore: Signore, se ho cercato la tua mano, se ho cercato la manna, voglio stamattina cercare il tuo cuore. Vorrei avere un'altra dimensione di preghiera.
vorrei che tu mi possa, se ho buttato il mio dono, il mio talento, vorrei che tu mi possa aiutare a esercitare quello che mi ha legato. Vorrei servire, non ho la capacità, non ho più la forza, non vorrei più avere questa vita di preghiera dove parlo e non ti ascolto. Vorrei ascoltarci, Signore, che la mia priorità sia di ascoltarci. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questa parola, Signore, che tu ci hai dato. Tu ci hai nutrito stamattina, Signore, di questa parola, Signore. La parola di vita che cambia il cuore, che non soltanto cambia lo spirito, ma cambia l'anima e il corpo, il nostro atteggiamento, Signore. Signore, vogliamo che questa parola non possa essere soltanto quello che abbiamo ascoltato, ma vogliamo viverla, Signore. Signore, conosci i nostri cuori, conosci le nostre capacità, conosci quanti siamo deboli, Signore, ma tu sei colui che dà la forza, Signore, perché la parola dice tu sei l'autore e il consumatore della nostra fede, cioè tu sei colui che produce e colui che consuma la nostra fede dentro di noi, consuma la nostra fede dentro, Signore, di noi. Signore, che lo Spirito tuo possa produrre una fede affinché noi possiamo, come Paolo, darci a servire a te, Signore, con tutto il nostro cuore, affinché noi possiamo non soltanto essere come questi farisei che parlavano con le labbra, ma con il cuore allontanato da te, perché dicevi questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Signore, vogliamo non soltanto onorarti con le nostre labbra, con le nostre preghiere, ma vogliamo essere noi stessi le nostre preghiere. Vogliamo non soltanto onorarti con le nostre decime, vogliamo anche noi stessi essere una decima per te, Signore, per servire la tua opera. Vogliamo somigliare a te, Signore. Cambiaci, Signore. Non sono le parole, Signore, ma è lo Spirito tuo, Signore, che può cambiare. Cambiati, Signore. Fatti diventare altre persone, Signore, affinché noi possiamo avere la forza di servire a te, Signore. Conosci i nostri limiti, ma dove si fermano i nostri limiti? Comincia, Signore, la tua forza, Signore, la tua saggezza, Signore, la tutta tua, Signore. Noi vogliamo essere come te, Signore. Noi vogliamo che tu possa distruggere, Signore, questa natura che è in noi, Signore, che ci impedisce, Signore, di servire a te, che ci impedisce, Signore, di essere trasformati, Signore, nella stessa gloria, Signore, come te. Vogliamo somigliarsi a te. Spirito, riempi la mia vita. Spirito, riempi la mia vita, riempimi del tuo potere, perché io voglio essere. Spirito, riempimi di te. Da capo. Spirito, riempi la mia vita. Spirito, riempi la mia vita, riempimi del tuo potere, perché io voglio essere. Spirito, riempimi di te. Le mie mani voglio andare. Alleluia. E con la mia lode adorarti, voglio riversare davanti al tuo altare. Alleluia, amen. Amém, fratelli? Io volevo invitare la mamma di Antonelli. Ah, c'è il pastore? Amém, fratelli? Lui è il pastore? Puoi venire qua davanti? Lui è il pastore? Ah, no. Io pensavo che lui era pastore, amico di... Allora vieni qua davanti. Mi ha raccomandato i pastori di presentare te alla chiesa. Se non i pastori dopo mi pica le orecchie. Amém, fratelli? Lui, prego. Lui è il pastore di Abreu e Lima, che è a Londra. Londra, vero? Londres. E lui, pastore, mi ha raccomandato oggi, questa mattina, dice, sta arrivando un amico mio insieme alla tua mulher. C'è la tua mulher? Ela tem a sua mulher aqui? Sua esposa?
Lui mi ha detto, arriva lui e la sua moglie, però la sua moglie non c'è, e mi ha detto di raccomandare lui per bene. Amém, fratelli? Lui è pastore in Londra di Abreu e Lima. Ora guardi, come si chiama il nome? C'è il pastore Marcello. Amém, fratelli? Come si dice, chiesa? Più forte che lui è un pastore, eh? Tornate sempre. Lui já è di casa, è un pastore comunque, amém? E já que lui è qua, volevo che lui facesse la predica finale e anche dare la benedizione ai fratelli. Ma prima volevo chiamare Antonella. Dove è Antonella? Perché lei ha fatto il compleanno questa settimana, amém? Vieni qua davanti che c'è un pastore che farà una preghiera per te, amém? Ela é uma igreja que eu faço aniversário essa semana, ora por ela, e para a igreja, dispensa a igreja e dá a bênção apostólica, amém? Amém, fratelli? Você vai fazer a tradução? Ah, não, pode Em inglês ou português? português, vai. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Io saluto la Chiesa nella pace di Dio. Minha família não está comigo, pois a gente tem... La mia famiglia non è con me perché Nós temos uma situação que precisamos tratar logo de manhã cedo e tivemos alguma dificuldade. ho avuto un imprevisto, ce l'abbiamo cose da fare e lei è rimasta lì a fare queste cose. Mas mesmo assim estou feliz de poder estar aqui. Ma io sono contento di essere qua. Sei que o trabalho missionário não é fácil. Lo so che il lavoro missionario non è facile. Talvez você não entenda o significado da sua presença nesse lugar. Magari voi non capite la presenza di voi in questo posto. Nós estamos num grande campo de batalha Noi siamo in un grande campo di battaglia e a nossa luta principal é contra as trevas. e la nostra principale è contro le tenebre. Essa já é a 12ª vez que eu venho na Itália. Questa è la 10ª volta che vengo qua in Italia. Essa é a primeira vez em Florença. Questa è la prima volta in Florenza, Firenze. E desde a primeira vez até esta vez, Desde la prima volta fino a questa volta, eu observo tudo que se passa aqui em todos os lugares que eu vou na Itália. io guardo tutte le cose che succede qua in Italia. Precisa muito de uma transformação vinda da parte de Deus nesse lugar. Ha bisogno di una trasformazione di Dio in questo luogo. Mas eu louvo a Deus porque que tem homens e mulheres guerreiras Io louvo a Dio che qua c'è sorella e uomini di Dio que estão nesse campo de batalha che sono in questi campo di battaglia em prol do Evangelho. e in pro dell'Evangelio di Cristo. Amém, igreja? Amém. Louvo a Deus pela vida do rapaz que estava ministrando aqui a palavra. Ringrazio Ricky perché era qua a ministrare la parola di Dio. Que eu estava, embora que eu não fale italiano, mas dá para perceber alguma coisa. Embora io non capisco bene italiano, però percepisco qualcosa. E louvo a Deus por isto. E ringrazio a Dio per questo. Peço desculpa por não ter chegado no começo do culto, Volevo chiedere scusa perché non sono potuto arrivare prima nell'inizio del culto, mas os irmãos há de entender. ma i fratelli capiranno. Podemos orar, pastor? não Não sou sou pastor, desculpa. Já é o hábito. Sono diacono. Diácono, né? Amém, fratelli? Eu entendo, né? Possiamo pregare? Alziamo le mani, fratelli. Scusami, alziamo le mani perché c'è il compleanno di Antonella. Amém, fratelli? Vamos Vai orar pela pregar, vida da pastor. jovem, né? Isto e agradecendo a Deus por esse momento tão maravilhoso que Deus concedeu a todos vocês e eu também estou para ouvir. Eu também ouço quando as palavras de pregação são feitas. Volevo ringraziare perché sono qua e anche a me mi piace ascoltare le parole degli altri fratelli. Amém? Eu já viajei para vários países para pregar Já sono andato da tanti paesi a predicare e dentro da Inglaterra, sempre quando há possibilidade, eu saio para pregar em muitas igrejas em outras cidades dentro da Inglaterra. e predico nell'Inghilterra, Sim. però quando ho l'opportunità esco anche di lì a predicare negli altri paesi. Então é bom também ouvir. È buono anche ascoltare. Oremos todos nós. Oremos, predichiamo. Maravilhoso Deus que está no céu, te dou graças, Senhor, pela oportunidade de nos conceder de estarmos aqui. Deus eterno, te peço a tua misericórdia sobre a nossa vida. Leva-nos em paz para os nossos lares. Te dou graça pela vida do jovem que estava ministrando aqui a palavra. Te agradeço pela vida do pastor João Vitor, também pela sua esposa, Senhor eterno. Priscila,
que tem feito esse trabalho aqui, não somente eles dois, mas todos que compõem a igreja aqui em Firenze e em demais cidades onde tiver mais congregações de Abreu e Lima. Oro pela vida dessa jovem, Senhor, completa mais um ano de vida, que a vida dela possa ser uma vida de bênção, debaixo dos teus pés. Guarda a vida dessa jovem, guarda a vida da família dela, dê saúde, proteção, livramento em todas as áreas, Senhor eterno. Te peço, meu Deus eterno, pela nossa vida, quando nós agora dirigimos, cada um vai para o seu lar, eu vou voltar para onde eu estou hospedado, Senhor. Leva-me em paz, que meus dias aqui nesse país, junto com minha família, possa ser dia de paz, Senhor eterno. Nos guarda, nos protege, as demais cidades da Itália que nós iremos conhecer, que possamos estar em paz até o nosso retorno para Londres. Tudo isso, Deus, eu te peço e já te agradeço, Deus, pelo pastor da nossa igreja, pastor Roberto, também pela vida dele, da nossa irmã Iraci. Senhor eterno, Senhor bendito, que possamos estar debaixo da tua presença. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estenda sua mão para cá, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja na vida de cada um de nós. Então digamos, amém. Deus abençoe. Amém. Deus te bendiga. Em italiano? Dio vi benedica. Deus te benedica. Amém. God bless you, ok? Amém, fratello. Your life here in this okay. Puoi parlare inglese, loro c'è tanto che capiscono. Okay? God bless you. Yes, I hope the next time you come back here, I possibly see you, not just the people who stay here, but more people, because many important you evangelization. This do everybody say the people understand don't like their evangelic, yeah, because they live life in outside the world. The people prefer, because God talk for having two way, big way and short way. Your decision for short way, because the short way leave you for heaven. Amém. Ok? Ou seja, Deus abençoe todos vocês. Agradeço pela cada vocês que estão presentes aqui. Eu sei que lá fora tem muitas pessoas que poderiam ouvir a palavra do Evangelho, mas não dão valor. Mas você está aqui. Mas Deus deu dois caminhos. Deu um grande, um largo, e deu um estreito. Você está caminhando para o caminho estreito, que é o caminho que leva para o céu. Amém? Amém, fratelli. Chiamiamo per il cammino stretto, che quel cammino stretto è che porta a Dio. Amém? Wallace.